Sicuramente importante il primo incontro avvenuto presso Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, alla presenza dell'assessore Roberto Marcato, assessore alle attività produttive, che segue appunto in primis la partita della ZELS, cioè la zona logistica semplificata. Per la prima volta oggi si è riunito il comitato di indirizzo, dove fanno parte ben 5 membri, 5 saggi, e in più poi i comuni interessati allo sviluppo nel territorio in cui si sviluppa appunto la ZES, che sono membri auditi. Dunque una grande opportunità, ricordiamo a chi magari non è avvezzo sul tema, che la ZES mette in circolo ben 80 milioni sotto forma di crediti d'imposta, più altri 45 milioni messi dalla Regione del Veneto proprio per attrarre investimenti. Dunque una grande opportunità per gli imprenditori, per le imprese che vogliono venire ad investire in questi territori, dando la possibilità appunto di poter avere dei crediti d'imposta e dunque avere delle agevolazioni fiscali non indifferenti. Dunque l'auspicio e l'augurio ovviamente che anche nei trienni successivi possa essere rifinanziata questa grande opportunità. Nel frattempo comunque quest'oggi si è trovato, per la prima volta si è messo giù quel regolamento che poi dopo servirà nel proseguo a dare l'indirizzo effettivo all'operatività della ZELS stessa. Un regolamento fatto nel rispetto del mandato e di quello previsto appunto dalla ZELS, per renderla sempre più competitiva sia in forme di agevolazioni fiscali e che sia sull'aspetto di burocrazia, che spesso e volentieri crea non pochi problemi. Dunque una grande promozione per il nostro territorio, che va sulla direzione appunto di cercare di dare quelle opportunità che magari in un contesto oggi internazionale che vede diverse situazioni di crisi possa attrarre quegli investitori che possono anche a livello internazionale, soprattutto, che possono vedere in queste zone la possibilità di investire in maniera tranquilla e serena, con delle agevolazioni importanti che non sono certamente di poco conto. Dunque l'auspicio e l'augurio è che questo si possa concretizzare a breve e anche sul comune di Chioggia avere qualche risposta positiva, insediamenti produttivi sulle aree interessate dell'area del porto di Chioggia. E siamo nello studio della Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora. Fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.